In provincia di Venezia più di una denuncia al giorno per violenza, abusi e maltrattamenti su donne e ragazze è l'allarmante dato che emerge in questi soli primi 10 mesi dell'anno e che vede complessivamente ben 400 soggetti deferiti all'autorità giudiziaria con a carico un provvedimento di allontanamento da casa o ammonimento. Tra questi quasi la metà i casi di reiterazione del reato. Il lockdown sicuramente non ha contribuito a tranquillizzare il fenomeno e noi invitiamo sempre comunque le vittime a avvicinarsi alle forze dell'ordine e ai carabinieri per denunciare i maltrattamenti subiti. Nel contrasto a questa escalation di violenza contro le donne, inaugurata una stanza tutta per sé, il nome dell'ufficio all'interno della caserma dei Carabinieri di Mira è dedicato ad accogliere e a consigliare le donne vittime di maltrattamenti e violenze. E assieme alla collaborazione di personale qualificato verranno aiutate a esporre la loro violenza e denunciare i fatti subiti. Ed ecco la stanza, una bajour e poltroncine rosse, boccioli di rose alle pareti colorate di un confortante azzurro cielo per un ambiente riservato e protetto, area fortemente voluta e realizzata da Sir Optimist Club del milanese Riviera del Brenta. Noi reperiamo quelli che sono i bisogni e diamo risposte adeguate in quello. Noi come club siamo particolarmente riconoscenti al comandante Massimo Andreozzi perché ha creato subito uno spazio logistico, ci ha aiutati in tutti i modi.